Amici bellini, allora, dato che all'epoca dei fatti il Napoli era coinvolto, iscrivetevi al canale Telegram, era coinvolto nel caso Blues perché ne abbiamo parlato. Adesso è uscita c'è una novità, però il Napoli non c'è e allora dobbiamo commentare perché ci potrebbe non riguardare, quindi cominciamo. Allora, Giovanna l'abbiamo già salutata e benvenutata durante la live di ieri, vi ringrazio tutti, è stata una bellissima live, avete lasciato i like, vi siete dimenticati, potete lasciarli anche su questo video qua, anche perché quando si viene a dire che le plusvalenze, tutti quanti fanno le plusvalenze, non è vero, non è detto, o meglio, si fanno ma non riguardano questa situazione qua. Allora noi dobbiamo andare per ordine perché si rischia di fare confusione, sono argomenti delicati, quindi voi le prendete con le pinzette del sale con il pepe al sedere. Allora con calma, perché la notizia di oggi è questa qui e la leggiamo insieme. La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il procuratore federale, esaminati i documenti e gli atti istruttori dell'indagine penale Prisma, perché poi Percassi non c'è, allora dobbiamo parlare, trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, ha proposto, ai sensi dell'articolo 63 Codice della Giustizia, bla bla bla, ricorso per revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite nei confronti delle società, e fa l'elenco, e di 52 dirigenti delle medesime, chiedendone la condanna alle sanzioni che verranno rispettivamente richieste nel corso dell'udienza di discussione del ricorso di fronte alla Corte Federale di Appello. Allora, sembrano tutte parole impossibili, ma è facile da dire. E poi concludiamo il comunicato perché così per completezza, e siamo tranquilli che non diciamo sciocchezze perché leggiamo. Comunica altresì che la Procura Federale, a seguito delle acquisizioni degli atti del medesimo procedimento penale dell'autorità giudiziaria di Torino, si è attivata nell'ambito di un nuovo procedimento disciplinare sportivo nell'attività di indagine di propria competenza nei confronti della società Juventus e di altre società sportive professionistiche per ulteriori e nuove condotte disciplinarmente rilevanti rispetto a quelle per le quali ha già esercitato l'azione disciplinare dinanzi agli organi di giustizia sportiva nell'ambito dell'epoca. In pratica, ragazzi, vi ricordate all'epoca, e dobbiamo andare per ordine se no facciamo confusione. All'epoca questa qua successe questo il 15 aprile, anzi prima del 15 aprile, secondo me dobbiamo vedere il 12 aprile del 2022 e quindi siamo sicuri che non facciamo confusione. Processo plusvalenze, tutte le richieste della Procura Federale. Il processo sportivo che ha preso il via questa mattina vede coinvolti 11 club e 61 persone tra dirigenti e amministratori. Ricordate bene questi due numeri, 11 club e 61. Attenzione. Dopodiché, il 15 aprile, le società che erano state deferite sono completamente prosciolti tutti quanti. Allora, ricordate bene, 11 club e 61 persone, 11 club. Tra gli altri, tra i quali, e qua la lista è ancora più lunga ma ci dobbiamo fermare per una questione di spazio, ma quello che ci interessa leggere è che ci sta, Paratici, Cherubini, Agnelli, Nedved, la Juve 800.000 euro, poi c'era De Laurentiis, perché ce lo ricordiamo, De Laurentiis, Jacqueline, Edoardo, Valentina, 6 mesi l'inibizione, e pure Chiavelli 392.000 euro, e poi c'è il Preziosi per il Genoa, ci sta il Pisa, c'è la Sampdoria, vedete così, a scendere c'è il Parma, eccetera eccetera. Tra le altre squadre c'era anche il Chievo Verona. Mettete un puntino là e andiamo con calma, perché sennò non si capisce il perché adesso il Napoli non c'è più e dobbiamo fare chiarezza, perché adesso si dice ecco qua, ha fatto tutto nel Napoli così. Quindi la richiesta della Procura Federale. Cosa succede oggi? Riaprire il processo plusvalenze su Juve e altri 8, quindi diventano 9 club, non sono più 11. La Procura della Federcalcio, dopo aver analizzato gli atti istruttori provenienti dai PM di Torino, ha proposto la revocazione per la sentenza definitiva della giustizia sportiva sulle conseguenze su 9 club.
Quindi quando il 15 aprile la FIGC ci faceva sapere tutti prosciolti, non è successo niente, il procuratore federale si deve stare zitto, è quello che loro avevano proposto, perché ricordiamo cosa avevano proposto, non è che avevano proposto retrocessioni, dovete tutti fallire, no, 800.000 euro di ammenda per la Juve, 400.000 per il Napoli, l'inibizione, ne parlammo già in un altro video, se voi cercate su questo canale ci sta, l'inibizione cosa vuol dire? Che non puoi andare, per esempio De Laurentiis non può andare allo stadio, non può fare funzione di presidente, non potrebbe andare negli spogliatoi, non potrebbe in teoria fare lui in prima persona mercato, deve delegare, questa è l'inibizione, proprio roba, è roba veramente di lana caprina, perché poi puoi sempre delegare, fai fare a un altro, quindi non cambia assolutamente niente, la presenza che così, però la non presenza di Chiavelli mi faceva pensare che poi il mercato si poteva bloccare, ma questo era quanto richiesto. Allora adesso che si riapre, e poi non è detto che si riapra perché c'è la proposta da parte del procuratore, perché hanno preso i nuovi atti dell'inchiesta Prisma, hanno valutato quelle che sono sicuramente le varie intercettazioni e le varie cose e hanno detto fermi tutti, questo è il momento dove noi abbiamo detto all'epoca, quando si era prosciolto tutto, riapriremo eventualmente il caso se avremo altre cose, altre prove o altre situazioni che ci possono far riflettere un'altra volta. Cosa succede? E qua faccio un'ipotesi io e sotto voi scrivete pagliaccio, perché io non sono della materia. Credo io, nel momento in cui si è detto, perché si è detto in Italia, come fai a stabilire tu che quel giocatore è stato pagato troppo o troppo poco? Il valore lo decidi tu, se quello che acquista poi è contento di quel valore là, è fatto e nessuno ti può dire niente. Benissimo, allora l'esempio Osimhen con il Lille, Osimhen è stato valutato tot, abbiamo valutato noi quei giovani tot e quei giovani non si sono, chiaramente non hanno espresso il valore per cui sono stati pagati, scambiati a bilancio, e là dice Lille li riteneva all'epoca di quel valore e quindi hanno accettato tutto. Aggiungiamoci che queste plusvalenze qua, la lista è lunghissima per la Juventus, per il Pisa, il Novara, la Sampdoria, il Genoa. Noi una sola, ma non è questo il problema che non ci fa comparire qua. Io credo che nel momento in cui ci sono le telefonate, ci sono le intercettazioni e un Paratici ti dice ma tu questo qua te lo compri per tot soldi, e Percassi dice che, perché poi non c'è Percassi? Perché? Perché all'epoca non c'era tra le varie squadre l'Atalanta. Ecco perché non risulta in questa cosa qua. Però Percassi, il fatto di Percassi, il muratore, l'Atalanta, ci fa capire, perché anche il Sassuolo dovrebbe essere, ci fa capire una cosa, che si riapre l'idea che non era fatta praticamente perché questa è la mia valutazione del giocatore, ma era fatta a tavolino da Paratici per fare poi il mercato anche delle altre squadre, perché a noi ci serve che questo giocatore venga valutato tanto, tu me lo paghi tanto ma non ti preoccupare perché poi me ne prendo un altro, oppure un'altra squadra si prenderà un tuo giocatore con un valore diverso e quindi a bilancio è tutto a posto e stiamo tutti tranquilli che abbiamo fatto le plusvalenze che ci servono per stare tranquilli con gli azionisti, oppure per voi per iscrivervi tranquillamente al campionato senza debiti. Ed ecco che questa è la prova provata che il valore di quei giocatori era stato gonfiato di proposito, e non perché io lo ritengo, muratore lo ritengo del valore di 9 milioni, no, lo gonfio di proposito per fare la manfrina, per fare la magagna. Di conseguenza, tra queste 11 squadre ne mancano 2 perché abbiamo visto, no? 11 club e 61. In questo momento invece parliamo di Parliamo di 9 club e 52 dirigenti, quindi manca il Napoli, perché il Napoli non rientra in queste, credo che sia l'unica cosa, non rientra in queste telefonate perché non ha avuto a che fare con le plusvalenze della Juventus, quindi è il caso Prisma che riapre il tutto. Il Napoli non rientra in questa casistica e non rientra l'altra squadra, è il Chievo Verona. Penso sia il Chievo Verona, perché se andate poi a vedere
tra i nomi di tutti quelli che erano stati proposti, no, per queste ammende e per queste inibizioni, se andate poi a vedere, si trova sul sito della FIGC, io non mi sto inventando niente, c'era il Chievo Verona che purtroppo nel frattempo hanno fatto fallire, quindi non è che si può adesso riaprire per il Chievo Verona, che inibisci? E a chi dai questa multa che il Chievo Verona non esiste più? Quindi queste sono le due squadre che vengono tolte e rimangono le altre. Quindi abbiamo visto la Sampdoria, le leggiamo. Dove stanno? Stanno qua. Quindi la Juventus, la Sampdoria, la Pro Vercelli, il Genoa, il Parma, il Pisa, l'Empoli, il Novara e il Pescara, il Delfino Pescara, e i 52 dirigenti che fanno parte di queste squadre qua. Di conseguenza, ragazzi, mettetevi l'anima in pace. Il Napoli in questa cosa delle plusvalenze non c'entra, quindi potete venire a scrivermi, i juventini possono scrivere, o i tifosi della Pro Vercelli possono venire a scrivere, anche voi fate le plusvalenze. Non è questo il caso, non si sta riaprendo per il caso quello lì, si sta riaprendo per un altro motivo. Noi dobbiamo semplicemente guardare come si sviluppano poi le cose, perché questa è la proposta di riapertura, perché il caso era stato archiviato e la giustizia sportiva ha detto non è successo niente, non gli facciamo proprio niente, archiviata. Adesso la procura federale propone di revocare quell'archiviazione e quindi di riaprire. Ma signori miei, detto con tutta calma e tranquillità, sì, riaprire, ma capite, ma 300.000 euro di ammenda, un po' di inibizione, non cambia nulla. Cioè, se si riapre e Novara, Sampdoria, Genoa, Empoli, Juventus vengono coinvolte in questa cosa qua, perché si capiva che erano delle plusvalenze che non è un caso in cui sono d'accordo tutte e due le squadre, ma si va nel profondo, perché dice dice Paratici, il mercato per tutte le squadre, per Lucca, per quell'altro lo faccio io non penso alla Juventus, faccio io il mercato per tutte le squadre. E lì l'irregolarità è evidente e non si può più parlare più di buona fede. Io lo valutavo tanto, Muratore, poi ha fatto una brutta carriera, che peccato, ma non è una cosa di buona fede che è andata male poi l'affare, è una cosa fatta a tavolino, scambi di favori che poi creano una competizione non leale in campionati che risultano assolutamente calcisticamente falsati. Non c'è altro termine da dire, perché non c'è competizione, a parte che se tu hai a disposizione più soldi, perché praticamente mi fai pagare anche a me che vado liscio, che sto tranquillo, mi fai pagare gli altri giocatori perché hai drogato il mercato, quindi anche gli altri giocatori me li fai pagare di più perché tu hai a disposizione soldi virtuali che non dovresti avere. Quindi è tutto falsato ed è tutto fatto male. Però dipenderà anche da quali fasi, perché qua parliamo, capito, del 2022. Dove sta quell'altro comunicato? Esatto, sta qua. Vedi? Plusvalenze della stagione sportiva 21-22 e di cui i giudizi si sono conclusi con quella del 2022. Quindi non stiamo andando indietro nel tempo, che potrebbe poi coinvolgere i vari muratori, eccetera, eccetera. I vari muratori, e quindi anche il fatto di Osimhen. E per queste cose un po' più recenti, ma noi dobbiamo vedere quello che succede. Non succede niente. Credetemi, non succederà niente. È semplicemente importante far capire che quando si parla di plusvalenze e loro cercano di dire a tutti quanti l'hanno fatto, onestamente noi no. Da New York, Valerio Fluido e tu, anche il Milan, anche l'Inter non compare in queste cose qua, però loro compaiono in quell'incontro segreto a casa della mamma di Agnelli con Gravina presente. Quindi sinceramente non saprei, me lo dite voi nei commenti. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Quindi dai, basta, sei cringe. Quante cose.